La gara di primo soccorso è un'attività di formazione, in particolar modo, è un'attività di sviluppo per far conoscere alla cittadinanza Croce Rossa e le proprie attività. E quest'anno è stata scelta Lavagna perché insomma una cittadina che merita, una cittadina bellissima. Quest'anno nel territorio del Tigullio era necessario portare una gara di primo soccorso. Quante stazioni ci sono? Allora abbiamo 9 stazioni, all'interno di ogni stazione abbiamo più scenari, sulle scene ci sono dei giudici e dei master per le valutazioni degli operatori che approcceranno ai feriti o alle persone coinvolte. Verrà redatta una graduatoria, questa graduatoria in base a chi arriverà per primo, oltre ad essere campioni regionali di primo soccorso della Croce Rossa, andranno a rappresentare la Regione Liguria il 14 settembre a Vicenza. Invece in Liguria come sta andando? Leggiamo un'Italia che aiuta, no? Comitato regionale Liguria, tanto cuore in campo. Allora, la Liguria è formata da 56 comitati territoriali che sono sparsi nelle varie cittadine liguri, con molte sedi alle dipendenze di questi comitati. Siamo circa 8.000 volontari in regione, con i 160.000 in Italia e i 17 milioni nel mondo. Siamo quell'Italia che aiuta e quel mondo che aiuta, quindi siamo sempre presenti ovunque e per chiunque. Mauro, qua abbiamo un ferito che si presta a 2 parole. Come stai vivendo questo momento? Traumaticamente, ti giuro traumaticamente. Ho la spalla che non la sento più. Ma è la prima volta che fai un'esperienza così? Allora sei allenato. Molto 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 spesso, quindi è faticoso lo stesso, però bellissimo, mi diverto un sacco io. Allora, qua invece abbiamo Matteo che è caduto dalla scala. Sì, sono caduto dalla scala e mi sono fatto male alla gamba, mi sono rotto la gamba praticamente e adesso aspettiamo che arrivino a soccorrerci. Ma i dolori dove sono? Alla gamba, il torace, tutto qua, scoriazioni e via, così avanti. Il 118 è già stato chiamato? Speriamo, speriamo. Va bene, buona esercitazione. Grazie, grazie.